Martedì 27 febbraio, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Ci occuperemo di detenuti all'università, di inquinamento in Sicilia e del digiuno intermittente che sempre più persone praticano. Ma innanzitutto le notizie dell'ultima ora: agguato allo Sperone, a Palermo si torna a sparare per il controllo delle piazze di droga. È un business che vale milioni di euro. Ecco perché un uomo è stato ucciso, un 37enne, con 3 colpi di pistola almeno. È aperta la caccia all'assassino. Torna a sparare e ad uccidere a Palermo. Una sparatoria nel popolare rione Sperone ha fatto un morto e un ferito. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di via 27 maggio. Ha perso la vita Giancarlo Romano, 37 anni, mentre un'altra persona, Alessio Salvo Caruso, questo è il suo nome, è stata trasportata all'ospedale Bucchieri La Ferla e le sue condizioni sono definite critiche. Sul posto sono giunte le volanti della polizia e gli investigatori della squadra mobile, oltre ai soccorritori del 118. L'area in cui si è creata molta tensione e sono arrivati gli amici e familiari della vittima è anche stata sorvolata da un elicottero. Molti parenti del ferito hanno raggiunto il pronto soccorso, pure in questo caso presidiato dalla polizia, che non esclude che sia stata una terza persona a impugnare la pistola che ha fatto fuoco. Pianti, lacrime e rabbia nel luogo del delitto, minacciati anche alcuni giornalisti e operatori che stavano lavorando. Tra le piste seguite c'è quella dei contrasti tra organizzazioni criminali che si contendono la piazza dello Spaccio. Lo Sperone è tra i quartieri in cui i pusher sono più presenti, come dimostrano le ultime operazioni delle forze dell'ordine. Il nome di Romano sarebbe emerso nelle recenti informative degli investigatori in ambienti collegati a personaggi mafiosi. Caruso, invece il ferito, ha dei precedenti per rapina. Operazione Ultimo Brindisi, e il nome si riferisce a un'inchiesta che ha scoperto una maxi evasione dell'IVA sulle bevande. 10 arrestati dalla Guardia di Finanza di Catania, indagato anche il figlio di un boss legato al clan dei Santa Paola. Sequestrati beni a 17 società. Vediamo. 10 persone arrestate, 17 divieti di esercitare l'attività d'impresa e il sequestro di 30 milioni di beni nei confronti di 17 società e 25 indagati. È il bilancio dell'operazione Ultimo Brindisi della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Europea di Palermo nei confronti di un'organizzazione che avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia evadendo l'IVA. Tra gli indagati anche il figlio incensurato di un boss del clan Santa Paola. Il giudice ha disposto il carcere per 6 indagati e gli arresti domiciliari per altri 4, compresi 2 consulenti fiscali, padre e figlio, ipotizzando a vario titolo i reati di associazione per delinquere, evasione, frode e bancarotta. Emessa una misura cautelare interdittiva nei confronti di 16 imprenditori e di un ragioniere. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nei confronti di 17 società di capitali con sedi a Catania, Messina, Padova e Roma, tutte operanti nel settore del commercio all'ingrosso e dettaglio di generi alimentari e bevande del trasporto per complessivi oltre 30 milioni di euro. L'inchiesta, durata 2 anni, ha acceso un faro su un presunto gruppo criminale con base operativa in un deposito di Belpasso che, avvalendosi di imprenditori e professionisti, ha realizzato un volume d'affari superiore a 100 milioni di euro. L'organizzazione, secondo l'accusa, gestiva imprese servendosi anche di prestanome, contestati l'acquisto senza IVA di merci falsamente destinate all'estero, il mancato versamento in Italia dell'imposta sugli acquisti provenienti da San Marino per i dipendenti a loro riconducibili. Ad alcuni indagati sono contestati episodi di bancarotta fraudolenta di 3 società oberate dai debiti tributari, preventivamente drenate dalle risorse finanziarie e private di beni strumentali e poi cedute a prezzi irrisori. Lotta al caporalato, 3 imprenditori arrestati, sono titolari di un'azienda agricola di produzione di ortaggi a Ispica e sono stati arrestati e poi posti ai domiciliari perché ritenuti responsabili di sfruttamento del lavoro, estorsione, violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il caporalato, appunto. E poi siamo tornati a Mascalucia, ancora sotto shock per l'omicidio avvenuto a una festa di compleanno. A quanto risulta l'assassino avrebbe agito per esasperazione in difesa della figlia e della nipote vittima del comportamento violento del genero. Vediamo.
Una tragedia annunciata, forse evitabile, ma che ha radici profonde come gli alberi che circondano la villetta di via Pablo Picasso a Mascalucia, dove Giovanni Nicolosi, 60 anni, non ha esitato ad armarsi di un coltello da sub per uccidere il genero di 42 anni nel giorno in cui si festeggiava il 18° compleanno della figlia. Vincenzo Rizzotto, colpito da un fendente all'addome, è morto poco prima di arrivare in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato per omicidio aggravato. Un doppio dramma familiare che ha scosso la comunità di Mascalucia, tanto che in paese non si parla d'altro. Voci spifferi della strada raccontano di un rapporto teso tra Enzo Rizzotto e il suocero, intervenuto più volte in difesa della figlia e della nipote, anche poche ore prima della festa di compleanno. Giovanni Nicolosi non sopportava quei maltrattamenti in famiglia, forse temeva per le sorti della figlia e potrebbe aver agito per esasperazione e rabbia. Vincenzo, figlio dell'ex comandante della polizia municipale di Mascalucia, era conosciuto per la sua doppia personalità, a volte buono come il pane, altre rissoso ed aggressivo. Vincenzo è un ragazzo che io appunto come tanti conoscevamo, un ragazzo un po' sopra le righe che magari viveva in maniera così un po' spavalda, alternava dei momenti in cui magari aveva un po' alzato il gomito oppure cos'altro e quindi diventava anche un po' più irascibile. Vincenzo e Giovanni, nei paesi ci si chiama così solo per nome, li conoscevano tutti. Questo un ritratto della vittima. Saccio che era un ragazzo ma tutto là, questa nuova gioventù, questa protezione, ma non è che posso dire che è tinto, cosa non è buono. È sempre qua con la bici, bevevamo, parlavamo di calcio, qualcosa di questo genere. Che cosa può essere successo? E sai quando non funziona questo qua? Rispetto per tutti, chiede il titolare di questo bar. E rispetto a tutti in Mascalucia per lui, anche per il signor Giovanni. Ne parlano i quotidiani, Angelo? Sì, cominciamo proprio dalla Sicilia di Catania che nelle pagine interne torna sulla tragedia di Mascalucia, così la definisce, il compleanno degli orrori. Oggi sarà l'udienza di convalida e intanto in corso le comparazioni delle tracce ematiche rinvenute sul coltello. Questa è la situazione e il punto delle indagini. Poi sempre su Catania, visto che ci siamo, a Catania l'82enne massacrato, le telecamere hanno registrato praticamente tutto. Le telecamere installate in via Luigi Sturzo hanno permesso di incastrare lo straniero che ha colpito con una pietra l'anziano a scopo di rapina. Questo è un fotogramma del video che poi abbiamo visto anche ieri nel corso dei nostri telegiornali. Adesso la prima pagina della Sicilia, vedete i due fatti in evidenza, le elezioni regionali in Sardegna, Todde al fotofinish, Meloni trema e poi le strade violente, per tornare alla notizia a cui facevamo prima riferimento, l'anziano colpito alle spalle nella centralissima via Sturzo. Ma ci sono anche altre notizie, fondi per gli ospedali di Siracusa e Gela, tavolo su IAS, ma le industrie si staccano. Il governatore Schifani in visita proprio nel Siracusano, via libera dal Consiglio dei Ministri. Questa è una buona notizia, lo stato di emergenza e i primi 6 milioni per gli incendi della scorsa estate in Sicilia. Torniamo di nuovo alle pagine interne e parliamo di sanità. Schifani rassicura: per l'ospedale di Siracusa i soldi sono già in pancia. Il governatore conferma dunque le anticipazioni, risorse aggiuntive per coprire 147 milioni di sovraccosto, e anche Gela si farà proprio con i fondi FSC. Incendi in Sicilia, c'è lo stato di emergenza, 6 milioni di fondi per i primi investimenti. Lasciamo le questioni legate in qualche modo alla sanità e siamo alla pagina di Catania. I riflettori ieri puntati su Librino e San Cristoforo, iniziata la 2 giorni della commissione parlamentare sulla sicurezza delle periferie. Ci sono stati incontri con il sindaco, il prefetto e il questore, poi le visite nei 2 quartieri per analizzare i problemi più urgenti. Poi c'è una campagna di la sicurezza sul lavoro della FIOM, dal 1° marzo questionario distribuito ai lavoratori. E sempre per Catania parliamo di Confindustria, perché sarà una sfida a 3. Domani ci sarà la prima tappa in campo Busi, Gangi e Spampinato. Chi sono e chi hanno amici e nemici fra veleni e sponsor politici, il confronto con i saggi e poi l'inedito talk show
ma niente voto praticamente alla corsa per la presidenza della Confindustria a Catania. Poi sempre per la città di Catania, l'assessore Tamaio pronti a consegnare la nuova rete idrica alla zona industriale del capoluogo etneo. Lasciamo la prima pagina del quotidiano La Sicilia per andare sulla prima invece del giornale di Sicilia, che ha l'apertura sull'agguato e l'omicidio di ieri sera a Palermo. Sangue sui fiumi di droga, questo è il titolo scelto. Almeno 3 colpi di pistola per uccidere Giancarlo Romano, c'è anche un ferito grave. Adesso è caccia al killer, sullo sfondo il business ultramilionario in uno sperone falcidiato dalle retate. A Palermo si torna a sparare ed ammazzare per il controllo delle piazze di uno dei quartieri chiave dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Ancora, vedete le altre notizie. Bruxelles assediata, altre proteste nell'isola per quanto riguarda i trattori. A Pisa i PM indagano sulle manganellate, Piantedosi si tratta di casi isolati, e poi una sentenza, mafia e pizzo al Borgo Vecchio, in appello ci sono state 25 condanne, le pene maggiori decise dai giudici per Guarino, Monti e Gambino. Queste dunque le decisioni dei giudici di Palermo. Adesso la Repubblica, nell'edizione di Palermo, che torna sulle indagini per truffa sull'Università Fantasma. C'è una svolta nello scandalo dell'Ateneo italo-bosniaco non autorizzato dal Ministero, prime denunce degli studenti alla Guardia di Finanza, la Procura di Palermo sulle tracce delle società coinvolte. E poi ancora, vedete, la fotonotizia con la sparatoria allo Sperone. È stato freddato un favoreggiatore dei boss sulle scuole contro le cariche, ma anche una preside dallo stop, non si parli degli scontri. E allora andiamo nelle pagine interne di Repubblica Palermo. Via 27 maggio, omicidio allo Sperone, favoreggiatore di boss freddato a pistolettate, la vittima si chiamava Giancarlo Romano, ha ricoverato invece in gravi condizioni un altro uomo. Nel passato Romano era stato indagato per avere fiancheggiato il capo mafia Lonigro, e adesso a coordinare le indagini la sostituta procuratrice Francesca Mazzocco della DDA. Questa è la situazione, attendiamo chiaramente altri sviluppi. Poi l'Università Fantasma, le prime denunce, si indaga per truffa e c'è una svolta nello scandalo dell'Ateneo italo-bosniaco non autorizzato dal MIUR. Gli studenti ascoltati dalla Guardia di Finanza, la Procura di Palermo sulle tracce delle società coinvolte, la diffida del Ministero da attività non conformi all'ordinamento o che possono rivelarsi pubblicità ingannevoli. Questa è la situazione. Poi sempre su le pagine interne di Repubblica Palermo, vedete l'impianto IAS, Priolo, 10 tecnici dell'ambiente per il depuratore sotto sequestro, i sindacati esclusi dal tavolo ministeriale, servono investimenti, dicono, e servono presto. Questa la posizione dei sindacati, ma intanto c'è la protesta degli agricoltori che è arrivata ieri, l'abbiamo seguito nel TG al porto di Pozzallo, controlli sui grani esteri. Questa è la manifestazione, 30.000 tonnellate di cereale canadese che verrà venduto a 38 centesimi al chilo, una concorrenza dunque a cui non possono assolutamente opporsi diciamo, gli agricoltori siciliani. Adesso sempre sulle pagine interne di Repubblica Palermo leggiamo insomma, cosa può succedere in Sicilia, l'effetto Sardegna sul voto in Sicilia. PD e il Movimento 5 Stelle sono vicini all'intesa su Caltanissetta e Gela per le prossime amministrative, quindi si crea questa alleanza, potrebbe avere nuovi sviluppi. Adesso siamo sulla Gazzetta del Sud e vediamo intanto la prima pagina della Gazzetta del Sud. Messina, gli impegni di Schifani, il forum permanente del Mediterraneo, lo stretto crocevia mondiale. Il presidente ieri è stato proprio nella città dello Stretto, ha garantito il sostegno della regione per tutte le nuove infrastrutture. Poi l'inaugurazione, abbiamo detto, seguito anche ieri, dell'anno accademico a Messina, l'università riparte da condivisione e merito. Queste le parole della nuova
rettrice. E ancora, sempre dalla prima pagina della Gazzetta del Sud, leggiamo: a Pisa e Firenze chi ha dato l'ordine di caricare. Ci sono le indagini della procura a proposito di manganellate sui giovanissimi che protestavano. Le altre notizie: Netanyahu affronta i razzi di Hezbollah e le urne, raid israeliano sul Libano, i miliziani rispondono colpendo le alture del Golan. Allora, per la città di Messina, ZES unica e ponte, lo stretto è cruciale, non solo il collegamento stabile ma l'infrastrutturazione complessiva delle due regioni farà della Sicilia e della Calabria motori di sviluppo dell'area euro-mediterranea. Questa è un'analisi che viene fatta da Eurispes per il futuro dunque delle due città che stanno sullo stretto, visto che oggi è diciamo vigilia di campionato per il Catania e giornata di campionato per il Palermo. Allora cerchiamo di approfondire qualche tema per quanto riguarda anche lo sport. Partiamo dal Palermo. Dimenticare Cremona, Corini tanta rabbia, tenuta fisica sotto esame, la vigilia della partita che gioca stasera al Barbera. Dopo il pareggio beffa al Barbera c'è la Ternana, Gomez in forza, pronto Stula, ancora Traoré possibili titolare, possiamo trovare spazi, chiaramente i giocatori che hanno avuto meno possibilità di mettersi in mostra. Il Catania invece questa sera, anzi no, domani sera chiedo scusa, da ieri comunque in ritiro per preparare al meglio la partita della Verità. Lo stadio è sold out, sono stati venduti, pensate, quasi 20.000 biglietti. La spinta dei tifosi potrebbe rivelarsi decisiva, prevista a Massimino, come detto 20.000 tifosi, domani c'è il Rimini, all'andata i rossazzurri furono sconfitti per 1-0, servirà un successo con 2 reti di scarto, in caso di parità si andrà ai supplementari e poi dopo i calci di rigore. E abbiamo il tempo per leggere qualcosa anche sul Messina, l'esperienza e la freschezza, Fumagalli, salviamoci, poi tutto il resto, Zunno, il più bel gol della mia vita, a proposito del pareggio 2-2 con il Picerno, giocata la partita domenica. Mi fermo qui per la rassegna stampa regionale. Fra pochissimo vedremo i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, è il momento di dare un'occhiata ai quotidiani nazionali con il nostro Angelo Gagliano. Inevitabile questa mattina, Michele, che ci siano riflessi chiaramente del voto in Sardegna su tutti i quotidiani nazionali. Avvenire ad esempio scrive battuta d'arresto, questo è il titolo. In Sardegna Todd del centro-sinistra in testa al photo finish per strappare regione al rivale Truzzi. Poi c'è questa gara tra PD e Fratelli d'Italia per quanto riguarda il primo partito. Meloni e Piantedosi fanno quadrato intorno alle forze dell'ordine, i manganelli in casi isolati, diritto di manifestare, questo è il titolo. Poi ancora in chiese e moschee le stragi dei jihadisti scuotono il Burkina, decine di morti nel paese, questo sulla prima pagina di Avvenire. Restiamo chiaramente sui fatti di carattere politico. Sul Libero ad esempio, sveglia al centrodestra, allarme regioni, Sardegna Truzzu battuto dalla grillina Todd, la maggioranza è in testa nei voti di lista ma il sindaco di Cagliari va sotto nella sua città, la coalizione ha fatto di tutto per perdere. Il premier Meloni corre ai ripari, subito vertice con Salvini e Tajani, quindi Libero. Poi vediamo il Fatto Quotidiano. Eccola qui, la notizia con la foto chiaramente immancabile, aria nuova in Sardegna, Todd azzoppa le destre, conteggi scandalosi, ma nella notte la 5 Stelle è avanti, spoglio non definitivo quando è andato chiaramente in stampa il Fatto Quotidiano. Uno spoglio durato un numero interminabile. Un'eternità. Il Giornale. Autogol a centrodestra, sconfitta di misura in Sardegna, le liste battono la sinistra ma il voto disgiunto condanna il candidato Truzzo ed è qui probabilmente il nodo di queste amministrative in Sardegna. Todd è prima governatrice grillina, mea culpa e maggioranza, noi arroganti. Meloni e Salvini distanti ma i leader giurano non cambia nulla, questo è il titolo del
giornale. Adesso vediamo di vedere anche il Corriere della Sera, sorpresa Todde, colpo al centrodestra, la candidata del centrosinistra vince di un soffio, prima presidente donna, alta tensione nella maggioranza, c'è uno scontro sui ritardi nello spoglio, il peso del voto disgiunto, nella notte l'arrivo di Conte Schlein, lavoro di squadra, adesso cambia il vento, così almeno i risultati. Ovviamente siamo, per quello che è fotografato qui, 1813 sezioni su 1844, 45,4 contro 45%, quindi uno scarto per quello che ovviamente sono i dati fotografati dal Corriere dello 0,4%, poi vedremo a spoglio finito quale sarà il dato. E vedete ancora la strage del Mottarone, più di 3 milioni al piccolo Eitan, perse i genitori sulla funivia, il risarcimento per il bimbo, l'unico sopravvissuto, l'unico superstite di quella tragedia. E ancora Pifferi era lucida quando la figlia morì di stenti, capace di intendere, secondo la perizia psichiatrica ordinata dalla Corte d'Assise di Milano. Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di soli 18 mesi, è capace di intendere e volere. Ora rischia l'ergastolo. E poi c'è una nuova inchiesta contro Vannacci, odio razziale, le accuse per il libro, per quello che è scritto sul suo libro. Lasciamo adesso il Corriere, siamo su Repubblica. La Sardegna, scrive, punisce Meloni, uno spoglio infinito e interrotto in alcuni comuni, sì, e anche interrotto dalla vittoria di misura la candidata del PD e del Movimento 5 Stelle. Decisivo il voto delle città, veleni nel centrodestra, scambi di accuse tra Fratelli d'Italia e Lega, mulè di Forza Italia, una lezione per la Premier, non si vince con le imposizioni. Eli Schlein crede nel campo largo, cambia il vento, l'alternativa c'è, questo dunque. E poi vedete la fotografia, 45,4 per la Todde e 45% per Truzzu. E poi lasciamo la prima pagina di Repubblica, siamo sulla Stampa. Sardegna, schiaffo al governo. C'è alta tensione, Meloni Salvini, la Lega ci ha fatto perdere, Tajani non cambia nulla, Conte e Schlein aprono nuove alleanze. E ancora il centro-sinistra, PD e 5 Stelle, la lezione agli alleati riluttanti, il centrodestra, così finisce il mito di Giorgia l'invincibile. E poi leggiamo ancora Piantedosi, la polizia, 2 pesi e 2 misure, PNR stretta sui comuni, spunta il bonus badante. Sulla sicurezza nei cantieri adesso spunta la patente a punti, vedremo di capire di cosa si tratta più nel dettaglio. Altre prime pagine, leggiamo la prima del Manifesto, che ha un titolo che ritrae, vedete, il leader del Movimento 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein, isola felice a proposito della Sardegna. Alessandra Todde comanda di un soffio su Paolo Truzzu. In Sardegna un buon risultato del centrosinistra, ma Conte e Schlein faticano a muoversi come alleati, e una sconfitta della destra del candidato imposto da Meloni. Spoglio lentissimo, vota un elettore su 2. E poi, a proposito di quanto avvenuto con gli scontri, le manganellate e gli studenti, Piantedosi dà la colpa agli studenti, in informativa del Viminale sulle manganellate di Pisa. Altre prime pagine, siamo sul Tempo di Roma, Sardegna al fotofinish, elezioni regionali, Todde candidata PD Movimento 5 Stelle, avanti per poche schede sulla rivale di centrodestra, a Truzzo sono mancate le preferenze delle liste, tradito dal voto disgiunto, Meloni, Salvini e Tajani al lavoro per i prossimi turni in Abruzzo e Basilicata. Poi un po' di calcio nazionale. Il campionato, Dybala Sciola Olimpico, Torino KO, Lazio sconfitta a Firenze dalla Viola, tripletta dell'argentino, al Franchi illude il gol di Luis Alberto, quindi le 2 squadre della capitale hanno 2 volti questa mattina, quello festoso della Roma, quello certamente triste della Lazio. Andiamo a leggere qualche approfondimento dalle pagine interne. Dicevamo a proposito della
patente a punti per i cantieri, perché a questo punto per quello che stiamo leggendo c'è una stretta sulla sicurezza nei posti di lavoro. La Repubblica scrive: patente a punti nei cantieri, una vita persa vale 20 crediti. Si recupera con un corso di formazione, CGIL e UIL protestano contro le nuove regole sugli appalti. Quello che scrive in questo momento Repubblica. Lo stesso tema viene trattato anche dalla Stampa. Patente a punti nei cantieri, contro le morti sul lavoro, i sindacati solo chiacchiere. Il concetto. E poi ci sono altri approfondimenti che riguardano intanto la protesta dei trattori che continua. Ieri c'è stata una giornata di grande tensione a Bruxelles, la guerriglia dei trattori nel cuore proprio di Bruxelles, roghi in centro è stata bloccata dagli agricoltori fermati dai danti lacrimogeni durante il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. E ancora sulla notizia di cui abbiamo parlato, siamo su Repubblica. Istigazione all'odio razziale, inchiesta sul libro di Vannacci, la Lega per noi sono medaglie, la difesa del generale, l'unica istigazione è alla lettura e alla riflessione. E ancora dalle pagine interne dei quotidiani di oggi, l'ennesimo, ahimè, femminicidio, uccisa in strada dal marito, oggi dovevano separarsi, è avvenuto a Lucca, la donna accoltellata mentre tentava di scappare, l'uomo si è consegnato. Anche il Messaggero torna su questa vicenda, accoltella la moglie per strada dopo averle chiesto la separazione. L'altra notizia che abbiamo già letto sulle prime, la figlia morta di stenti, Pifferi rischia l'ergastolo, è capace di intendere, questo sul Messaggero. Ancora altre notizie che andiamo ad approfondire questa mattina dalle pagine interne. C'è una notizia che riguarda proprio gli enti locali e i comuni, 13 miliardi di tagli per salvare il PNRR, chi è in ritardo pagherà, ispezioni e rimborsi per ministeri e comuni, responsabilizzazione, dice il ministro Fitto, quindi insomma si cerca di ritrovare fondi, ma soprattutto di non perderli. Trovati 10 miliardi per i sindaci, ma i ritardatari restituiranno i fondi. C'è il via libera al decreto per velocizzare il recovery, stretta sul controllo delle spese, scontro Nordio magistrati sul concorso straordinario per assumere. Si cerca adesso un'intesa. Il conto totale degli investimenti finanziati sale di 22 miliardi, questa è la situazione. Speriamo che insomma tutti i sindaci, tutti, insomma, un po' tutti gli enti locali riescano in qualche modo a spendere i soldi che sono stati stanziati. E poi, prima di chiudere, torniamo sulla vicenda Navalny, perché ci sono nuove indiscrezioni. Intanto si scrive su Corriere: le trattative con Berlino e Washington, Navalny stava per essere scambiato, lo zar ha bleffato o ha cambiato idea all'ultimo momento, la famiglia cerca una sala per il funerale. La stessa notizia anche su Repubblica, Navalny, funerale entro venerdì, team al lavoro per l'addio pubblico. E vedete, anche la Stampa, Navalny l'ultimo giallo, il dissidente stava per essere scambiato in Germania con un killer di Putin, ma è morto a un passo dalla libertà, la pista dell'omicidio per non trattare. E siamo dunque in chiusura. Una notizia che riguarda il conflitto in Ucraina, perché è una proposta di Macron, l'ipotesi dei militari NATO in Ucraina. Macron: non si può escludere l'invio di truppe, per ora manca il consenso. La Svezia entra di fatto ufficialmente nell'Alleanza Atlantica e dunque è un nuovo paese della NATO. Direi che ci possiamo fermare qui per la rassegna stampa. Bene, per questa mattina. Fra poco avremo il primo ospite, intanto diamo un'occhiata al tempo. Parleremo tra pochissimo dei detenuti che fanno i corsi universitari e si laureano a Catania. State con noi, buongiorno Sicilia.
Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Maltempo ancora per la giornata di martedì sulle regioni centro-settentrionali, fenomeni a tratti anche di forte intensità della neve sulle Alpi, al sud invece non mancheranno anche ampie schiarite. In dettaglio in Sicilia ci attende una giornata di martedì molto nuvolosa ma asciutta, non avremo quindi particolari fenomeni da segnalare su questa regione. Ventilazione sostenuta, saranno venti dai quadranti meridionali che determineranno un rialzo termico con punte anche fin verso i 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, una nuova perturbazione attraverserà la regione apportando dell'instabilità con fenomeni localmente anche intensi. La ventilazione continuerà ad essere sostenuta con mari fino a molto mossi o agitati. Diamo uno sguardo alle temperature massime che non varieranno di molto, il clima sarà ancora piacevole con valori prossimi ai 20 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci qua in diretta, abbiamo due ospiti con noi, la professoressa Teresa Consoli, che è associata di sociologia giuridica all'Università di Catania, e il professor Siracusano, che insegna diritto penitenziario a giurisprudenza a Catania. Vogliamo parlare con noi di un'iniziativa che consente ai detenuti di 8 carceri di frequentare corsi di studio universitari. È una novità questa, vero professore? Relativamente, è una novità probabilmente per la nostra realtà siciliana, perché è un percorso avviato con la sottoscrizione di un accordo quadro nel febbraio di 3 anni fa, al quale ha fatto seguito un accordo attuativo che ha costituito il Polo Universitario Penitenziario di Catania, Università di Catania, che oggi annovera ben 81 iscritti tra i detenuti presenti nelle 8 strutture penitenziarie che orbitano nel distretto di Corte Appello di Catania, al quale si aggiungono dall'anno scorso anche i detenuti di alcune case circondariali e istituti di pena della provincia di Enna e Caltanissetta. L'impossibilità di costituire un polo in quel territorio sono stati assorbiti dal polo universitario. Quindi ci sono parecchi iscritti, professoressa? Sì, il numero è cresciuto in maniera consistente, abbiamo iniziato con 7 il primo anno e adesso siamo arrivati a 80. Testimonianza? 80? Sì. E c'è una facoltà che è preferita rispetto ad altre, tanto per... In realtà sì, perché c'è il Dipartimento, diciamo, di Agraria, che in qualche modo è considerato, probabilmente forse perché ci sono dei corsi, diciamo, dell'alberghiero all'interno delle carceri che consentono questo flusso verso quel dipartimento. Ma gli iscritti, cioè i detenuti, hanno tutto il materiale di cui dispone di solito uno studente universitario? Assolutamente, noi forniamo il materiale didattico, forniamo, laddove c'è anche disponibilità da parte dei docenti, le registrazioni delle lezioni che sono tenute in aula, forniamo anche materiale di cancelleria, comunque tutto il materiale necessario perché possano svolgere adeguatamente il loro percorso di studi. E questo che sviluppi può dare, diciamo, a conclusione del periodo in cui gli studenti detenuti sono in carcere? Poi dopo che può succedere, professoressa? Ma intanto succede qualcosa lì, nel senso che entrano a contatto con una realtà universitaria e quindi questo consente di osservare e osservarsi in maniera diversa. Poi speriamo che una volta concluso questo percorso ci siano anche la possibilità di trovare fuori e dentro il carcere anche occasioni di lavoro, perché questo è possibile. E quindi, per esempio, ci sono degli studenti del Dipartimento di Agraria che stanno avviando dei percorsi lavorativi anche all'interno del carcere, negli orti piuttosto che nei tetti a verde, quindi ci sono occasioni che si aprono. Quindi è anche una opportunità per una crescita culturale, di sensibilità, per rendere effettivamente forse il carcere quello che dovrebbe essere, un luogo in cui non solo si sconta la pena, come è giusto che sia, ma anche ci si redime in qualche modo, ci si recupera. Ma offre l'opportunità di fornire anche una narrazione diversa dell'esperienza carceraria. Cioè il detenuto esce dal carcere
portandosi dietro non solo lo stigma di un'esperienza che purtroppo rimane indelebile, ma portandosi dietro anche eventualmente un titolo, quello di dottore. In un percorso di crescita e di evoluzione verso la risocializzazione in cui l'università contribuisce facendo sentire più vicina la comunità esterna al detenuto. Certo. Questo è un apporto importante e soprattutto un supporto fondamentale nella prospettiva che il detenuto inevitabilmente scontata la pena, e forse questo dovrebbe far parte della consapevolezza di ciascuno di noi, il detenuto scontata la pena torna nel consorzio libero e forse è meglio che ci torni anche attraverso un percorso che lo arricchisca dal punto di vista culturale. Ma dentro le carceri come è vista? Perché ci sono 81 iscritti, qui stiamo vedendo anche delle immagini che credo coinvolgano alcuni di loro. C'è anche Monsignor Renna, se non sbaglio, il nostro arcivescovo. Dicevo, nelle carceri come è vissuto? Perché tutto il resto dei detenuti, che dicono? Sono diffidenti? No, assolutamente, sono molto accoglienti e devo dire le immagini che stiamo vedendo sono le immagini degli studenti universitari che entrano in carcere, quindi i detenuti in realtà aspettano questo confronto con i loro colleghi, studenti loro pari che ecco ancora altre immagini. Esatto, che sono sorridenti, sono anche studenti universitari. Denotano veramente entusiasmo, insomma, a guardarli. Questa è stata l'esperienza più interessante per noi, perché l'università mette a disposizione un bando per gli studenti meritevoli che sono disponibili ad entrare in carcere e a vivere questa esperienza. Quindi questi ragazzi che vediamo nelle immagini sono studenti di giurisprudenza, scienze politiche, agraria, che vanno in carcere e accompagnano allo studio i loro colleghi detenuti. Quindi c'è una sorta di tutor, una sorta di alleanza. Ma tutto questo si svolge dove? A Piazza Lanza? Non solo, appunto sono 8 gli istituti. 8? Piazza Lanza è la sede del polo universitario, ma l'offerta universitaria è garantita nelle 8 strutture penitenziarie del circuito, del distretto di Corte Appello di Catania. Ci tenevo a dire una cosa, università è anche comunità. E attraverso il supporto fondamentale di questi giovani studenti dei vari dipartimenti nei quali sono iscritti i detenuti, danno la possibilità ai detenuti di essere parte di questa comunità. Questi ragazzi che offrono questa attività di tutoraggio sono compagni di studi dei detenuti. Entrano nelle carceri, supportano il detenuto nello studio, ripetono assieme e il detenuto si sente parte di questa comunità. Non c'è diffidenza, paura, assolutamente. Ma guarda, devo dire una cosa che è estremamente gratificante. Questi giovani studenti, anche dopo aver esaurito la loro esperienza come tutor, rimangono di supporto quali tutor dei nuovi tutor. Cioè un'esperienza talmente gratificante che assolutamente, assolutamente. E poi loro, leggo qui, hanno la possibilità di effettuare dei collegamenti alla piattaforma Teams con altri. Che vuol dire con altri istituti? Cioè come funziona? Funziona come è capitato nel periodo della pandemia, quindi quando c'era l'impossibilità del contatto diretto e della frequenza diretta delle lezioni in presenza, che si è attivato attraverso la piattaforma un collegamento. E siccome appunto gli istituti sono 8, noi abbiamo tramite Piazza Lanza la possibilità di collegarci agli 8 istituti e quindi il professore o il tutor che si reca a Piazza Lanza può collegarsi con gli istituti convenzionati, con gli 8 istituti. Ma la lezione si svolge in una sede universitaria o si svolge nel... Allora, questo rimane uno snodo da risolvere, uno snodo fondamentale, un nodo da sciogliere, perché purtroppo ad oggi non riusciamo ad assicurare sempre e comunque la partecipazione ai corsi universitari. Perché tolte le ipotesi in cui riusciamo ad ottenere la registrazione delle lezioni che vengono poi fornite agli studenti, ancora è un problema assicurare la partecipazione da remoto agli studente detenuto. Ed è probabilmente quello l'obiettivo che ci poniamo, di rendere il più possibile l'offerta universitaria, diciamo, paragonabile a quella assicurata agli studenti liberi attraverso un collegamento che possa consentire
quotidianamente al detenuto di partecipare alle elezioni, cosa che ancora purtroppo non Ma riusciamo ad assicurare. tornando alla inevitabile diffidenza, no? In una regione che vedo qua ospita il 10% della popolazione carceraria italiana, quindi da noi è forse più sentito questa sorta di dire ma chissà cosa combineranno questi qua, no? Com'è? Devo dirle che assolutamente non è così, No. non è così perché in realtà i detenuti aspettano qualche possibilità di leggersi anche in maniera diversa. Le restituisco una frase di un tutor che ci ha detto: noi facciamo orientamento alla speranza, perché la Bello, possibilità orientamento alla speranza. di leggersi come studente. Un detenuto ci ha raccontato che la cosa più bella di questi ultimi anni è stata quella di poter dire a sua figlia: e io sono uno studente, non sono solo un detenuto, sono anche uno studente. Certo. Quindi questo ci accolgono con grande invece. Ma sono già arrivati qualcuno alla laurea? Ancora no. No. Si Ancora- stanno avvicinando. Sì, si esatto. stanno avvicinando. Abbiamo detto le facoltà privilegiate, quali sono? Agraria, Dipartimento di Agraria, agraria, Alimentazione e Ambiente, giurisprudenza c'è un buon numero. Anche giurisprudenza? Sì, sì. Assolutamente. Così Scienze capiscono politiche. anche gli errori che hanno commesso eventualmente. Sì, probabilmente forse anche questo, ma ripeto, sui 17 dipartimenti presenti presso il nostro Ateneo, 11. noi assicuriamo l'offerta formativa già di 11 dipartimenti. E 11 dipartimenti sono abbiamo visto frequentati. l'entusiasmo dei tutor anche con queste immagini molto belle che voi avete fatto. I vostri colleghi come l'hanno preso? Assolutamente, assolutamente. Anche? Sì. La maggior parte sì, diciamo, ecco, la maggior parte sì, anzi vorremmo in questa sede anche ringraziare alcuni colleghi che ci sono stati molto vicini e ci supportano quotidianamente, la professoressa Ferrarello, il professore Blanco, che sono un supporto costante, ma sì, ma c'è obiettivamente grande entusiasmo dietro questa iniziativa. Beh, ci fa molto piacere sentirvelo dire e siamo lieti anche di aver appreso una realtà che francamente non conoscevamo e che probabilmente molti non conoscono. Quindi vi auguriamo buon lavoro, Grazie. buona prosecuzione e buon lavoro ai giovani che fanno i tutor, che mostrano questo bellissimo entusiasmo e speriamo davvero che funzioni anche dal punto di vista dell'interno del carcere, che ha una funzione sicuramente di recupero della legalità e del ruolo nella società. Grazie ancora Grazie alla a voi, professoressa grazie a voi. Consoli e al professor Grazie. Siracusano che come dire, portano in carcere il sogno della laurea. Facciamo una breve pausa e fra poco un altro argomento. State con noi, buongiorno Sicilia. Ecco ancora una nota ospite, Viola Sorbello, che è presidente di Lega Ambiente Catania. Complimenti, grazie per essere con noi. Aria pesante in Sicilia, non certo per come dire, la piacevolezza di averla ospite, ma perché c'è un inquinamento da polveri sottili in aumento, è vero? Sì, purtroppo è vero. Non ci stupisce perché questo coincide anche con un aumento della mobilità su trasporto su gomma e una diminuzione purtroppo su quella del trasporto su ferro E come e mai? altro. Purtroppo perché le politiche locali e regionali non si sono, diciamo, innovate Organizzate. e non si sono organizzate. È che possiamo dare un dato, anche se noi non li capiamo perché sono PM, polveri sottili, che dati ci sono? I dati, guardi, non me li ricordo neanche io a 50%, memoria, insomma oltre il abbiamo purtroppo Catania e Palermo sono fra le peggiori città per quanto riguarda il biossido di azoto, che è un gas molto dannoso per la salute umana, è un veleno proprio. E che viene dalle macchine? E che viene dalle automobili, dallo scarico delle automobili, assolutamente. Noi abbiamo un inquinamento ambientale atmosferico che deriva praticamente in modo quasi esatto. E respiriamo quest'aria pura di montagna. È così e questo provoca veramente migliaia di morti all'anno per patologie cardiovascolari, respiratorie,
aggiungiamoci anche i morti da incidentalità stradale, insomma è veramente un bollettino di guerra, una strage. Per questo occorre veramente attivare politiche di mobilità sostenibile. Siamo obbligati dall'Europa, ma anche da noi stessi dovremmo, insomma, da questi dati così allarmanti. Dicevamo nei giorni scorsi, anche con il sindaco Trantino, insomma, che Catania sta cercando di muoversi nella direzione di ampliare le piste ciclabili e quindi di diminuire il più possibile la circolazione delle automobili. Di questo ne siamo contentissimi, noi spingiamo da tanto tempo veramente le amministrazioni comunali che si sono avvicendate in questa direzione, purtroppo siamo stati poco ascoltati, quindi ora ci sembra veramente un miracolo, un miraggio che un sindaco abbia questa visione della città, visione moderna. È vero che quando noi ne parlavamo eravamo un po' anche degli antesignani, ora invece un principio consolidato, il fatto che si debba percorrere la strada di una mobilità alternativa. Scusi, la interrompo, sì. Ma queste immagini, questa che è la nebbia o è l'inquinamento? Questo non so che immagini sono, però sono certamente, si tratta di, sicuramente l'inquinamento crea questa cappa al di sopra delle città, soprattutto nei giorni in cui appunto è nuvoloso e quindi si ferma tutto allo strato. Infatti basta guardare questa simpatica inquadratura. Sì. Per capire anche l'origine di tutto quanto. Adesso non è che vogliamo colpevolizzare questa o quella situazione, perché è un po' generalizzata purtroppo, no? Sì, perché anche, guardi, la Sicilia è veramente disastrosa. In Sicilia Catania è veramente tra le città peggiori. Pensi che già anche a Siracusa, a Messina, a Palermo hanno lavorato sul tema delle piste ciclabili. Catania è veramente l'ultima città, è veramente in ritardo, ma dicevo, l'Italia in generale purtroppo il dato è che insomma è indietro rispetto al resto d'Europa e dunque le direttive europee sono molto stringenti, ci spingono a modificare le nostre politiche e noi secondo me dovremmo veramente ascoltarle, perché ne va della nostra salute, della nostra vita, oltre che della vita del pianeta. Certo. Ma c'è una consapevolezza da parte dei cittadini, perché c'è anche un indice di contentezza, non so se si dice così, cioè cittadini della Campania hanno un 58% in cui dicono sì, noi siamo soddisfatti di stare qua. Vedete, se a Trento arriva all'88%, a Bolzano all'87%, in Friuli all'85%, quindi vuol dire che dove c'è un'aria migliore, dove si respira un'atmosfera ben diversa da quella che c'è appunto a Catania, per esempio, la gente è più contenta. Allora, guardi, intanto questo rapporto malaria cioè registra la qualità dell'aria, e la qualità dell'aria la dà sia il traffico urbano, extraurbano, ma anche tutto il tema appunto dell'inquinamento industriale, dei riscaldamenti. Quello che accade nelle altre città, che una grossa componente è data proprio dal riscaldamento e dall'inquinamento industriale. Da noi ovviamente no. Quindi il vero peccato è il nostro, cioè noi potremmo con poca fatica migliorare enormemente la nostra qualità dell'aria. Cosa abbiamo di meno rispetto a... non abbiamo le industrie, non abbiamo la necessità del riscaldamento che hanno in queste città del nord. Cioè consumiamo molto meno riscaldamento. Ma molto meno. E industrie ce ne sono poche. E industrie ce ne sono. Non so se è bello o è brutto, fatto sta che dal punto di vista ambientale certamente questo conta. Questo conta molto, quindi sarebbe veramente un peccato se la nostra amministrazione comunale non si muovesse velocemente. Per fortuna però abbiamo detto che lo sta facendo, ora i cittadini stanno vivendo un po' di disagio perché nella via, come si chiama, Domenico Tempio, sì. Si sta realizzando questa pista ciclabile, questo ovviamente crea un disagio per gli automobilisti, però quello che si deve sapere è che quello che accade nelle altre città è che quando si creano le infrastrutture la gente le utilizza, cioè
se con una bacchetta magica noi oggi dovessimo creare a Catania piste ciclabili, servizi pubblici funzionanti, metropolitana, una rete metropolitana molto, diciamo, più diffusa, estesa, forse. più estesa, i cittadini catanesi fra un'ora le utilizzerebbero queste infrastrutture, perché non è che noi siamo, io sono convinta di questo, noi non siamo peggiori degli altri nostri cugini europei, eccetera. Noi, se abbiamo la possibilità, se i mezzi pubblici funzionassero veramente, noi li utilizzeremmo totalmente. Quindi c'è anche un adattamento passivo, ma che non significa culturale, che uno si adatta. Allora, un po' c'è il dato culturale, cioè noi siamo molto legati all'automobile, questo va detto, però è vero che siamo legati all'automobile perché oggi rappresenta quasi l'unico mezzo disponibile per muoverci, mentre invece, per esempio, se ci fosse una rete ciclabile, è ovvio che magari non l'anziano, però una quota di cittadini, i più giovani, quelli sani, i più sportivi, che in genere si aggira in tutte le altre città sul 15% della popolazione, le utilizzerebbero queste piste ciclabili. Se oggi il 15% dei catanesi non utilizzano le piste ciclabili è perché utilizzano la bicicletta, è perché oggi non è sicuro andare in bici a fare lo slalom nel traffico privato. Comunque adesso le cose stanno cambiando, speriamo che al più presto cambino in modo come dire, significativo. Noi ci crediamo. Per poterci arrivare anche noi. Mi stava dicendo prima, mi scusi, di un convegno importante del 1° marzo. Sì, noi questo venerdì alle 5 saremo in piazza Cardinale Pappalardo, all'interno del Palazzo Biscari, dove c'è Isola, che è questa, diciamo, questa struttura anche molto interessante per giovani, questa start-up, con il sindaco, il vice sindaco che è anche l'assessore alla mobilità sostenibile, il professore Paolo La Greca. Saremo con i rappresentanti dell'FCE, della MTS, quindi tutte diciamo, le istituzioni che hanno a che fare con i trasporti e con la mobilità a Catania, e poi ci saranno i cittadini sia liberi, infatti noi invitiamo tutti, che riuniti in associazioni, in sindacati. Che scopo, scusi, a quale scopo, cosa volete fare? Ci vogliamo confrontare su questo tema, cioè vogliamo intanto capire qual è il programma dell'amministrazione comunale in merito proprio alla mobilità, che ci raccontino se hanno dei progetti, naturalmente non solo riguardanti piste ciclabili, ma anche eventuali ZTL, zona 30, le zone 30, tutte le città si stanno adeguando, introducendo questa zona 30 che va spiegata, perché così non si capisce. Che è la pedonalizzazione? Allora no, zona 30 è un concetto un po' complesso, diciamo, perché non è solo, allora si può sintetizzare dicendo che viene indotto l'automobilista ad andare piano in alcune zone, ad andare a 30, ma viene indotto attraverso diciamo, la realizzazione di infrastrutture stradali, quindi per esempio... Quindi non l'autovelox, che suscita polemiche. Allora, anche l'autovelox, ma l'autovelox è l'ultima, diciamo, l'ultima risorsa. Diciamo. Più che altro sono rendere le strade piacevolmente, diciamo così, rendere la mobilità un po' più lenta in modo piacevole. È un concetto, magari poi se mi date un'altra occasione mi farebbe piacere il 1° marzo. Raccontarlo. Se lei ci vuole ribadire, a che ora lo fate? Lo facciamo alle ore 17. Ripeto, noi ci aspettiamo un bel confronto che manca da un po' di tempo in città sul tema della mobilità, anche critico se vogliamo, se qualcuno ha dei rilievi. Sarà interessante perché l'amministrazione punta molto su questo, almeno dice, e spesso noi abbiamo avuto la testimonianza col sindaco, eccetera, e voi li pungolate in maniera decisa. Quindi il 1° marzo alle 17 abbiamo detto alla Isola.
piazza, fra l'altro quella piazza è stata anche un oggetto di un nostro progetto di rigenerazione urbana dal basso. Insomma, abbiamo riunito residenti, commercianti, proprietari di case vacanze, bed and breakfast eccetera, e abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di allora, che era guidata dal sindaco Pogliese, abbiamo chiesto che venisse eliminato un orrido parcheggio che si trovava in una parte bellissima della nostra città, davanti a quello che è il nostro Palazzo Reale, perché il Palazzo Bisca è il nostro Palazzo Reale, che venisse eliminato e venisse creata una bella piazza piena di alberi, piena di verde e con un terreno che fosse in grado di permeare e di acquisire anche le acque piovane che scendono. E ci siete riusciti? E ci siamo riusciti. Purtroppo c'è stato quel blocco, purtroppo per fortuna se vogliamo, perché è bello scoprire che sotto la nostra città ci sono praticamente altre città, quindi c'è stato un rallentamento dovuto alla scoperta appunto di questi resti archeologici, però ora insomma la piazza dovrebbe essere completata a breve. Bene, grazie a Viola Sorbello, Grazie a Presidente di Legambiente Catania. Appuntamento al 1° marzo, ore 17 all'Isola, cioè Palazzo Biscari. Esatto. Ci saremo anche noi. Grazie, buon lavoro, complimenti per le sollecitazioni che ci ha dato. Adesso facciamo una breve pausa e poi parleremo di alimentazione e anche del digiuno intermittente, che è l'ultima moda. State con noi, buongiorno Sicilia. Aggiornamenti, c'è una svolta nell'omicidio allo Sperone a Palermo, nato come abbiamo detto dallo scontro per il controllo di una delle piazze di droga. Dopo una notte di indagini sono state fermate dalla polizia padre e figlio che abitano nello stesso palazzo dove è avvenuta la sparatoria, che è costata la vita a Giancarlo Romano, un uomo di 37 anni, e secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato da una lite poi degenerata e sul luogo della sparatoria sono stati trovati bossoli di calibri diversi, ma ricordiamoci che lì siamo in una zona dove si scontra per il controllo delle piazze di droga. Questo è l'aggiornamento, quindi abbiamo dunque padre e figlio fermati allo Sperone di Palermo. Adesso cambiamo completamente argomento, ci rilassiamo, andiamo in collegamento con una nutrizionista che è Mimma Capitummino. Buongiorno e benvenuta, eccola qua, la vedo qua, ma anche di qua. Allora, la vedo da tutti i lati, vogliamo parlare di digiuno intermittente. Buongiorno e benvenuta. E che è una pratica ormai utilizzata da molti, ma funziona davvero? È sicuro per la salute? Bene, ad oggi diciamo che la pratica del digiuno intermittente è molto divulgata anche grazie alla presenza dei social che hanno questa diffusione a macchia d'olio di qualsiasi moda. Ad oggi il digiuno intermittente è una pratica che deve essere ben seguita da uno specialista, il nutrizionista nello specifico, assieme al dietista. Comunque deve esserci un'indicazione e un controllo anche da parte di un medico, perché è una pratica che prevede delle alternanze di finestre di digiuno, quindi assenza totale del cibo, e momenti temporali, sempre nell'arco della giornata o della settimana, in base ai protocolli scelti, in cui bisogna nutrirsi. E anche lì la scelta... Prego. No, scusi, l'ho interrotta perché le volevo dire, ma a che serve? Cioè, perché farlo intermittente? Uno dice, ma magari per qualche periodo non mangio, magari sono un po' più debole, però sicuramente calorie non ce n'è. Invece così a intermittenza che effetti ottiene? Poi vedremo tutte le varie possibilità, perché anch'io sono interessato, non creda. No, è una pratica valida anche per la salute dell'essere umano, che sia in salute o che sia con un oncologico nel caso più estremo. È una pratica molto salutare perché questa intermittenza va a innescare dei meccanismi di difesa del nostro corpo che abbiamo endogeni, che vengono stimolati da un momento negativo, diciamo. Infatti vengono detti stimoli ormetici, perché vengono proprio dalla genesi di un momento brutto, negativo, come può essere il digiuno per il corpo,
si innescono dei processi di difesa che vanno a migliorare la qualità della produzione delle cellule, del sistema immunitario, fortificano anche a livello trofico del muscolo. Infatti sono delle pratiche che vengono anche adottate dagli sportivi, perché si basano proprio sull'autofagia della cellula stessa. Nel momento in cui il corpo viene affamato, anche la cellula di per sé deve andare ad attingere alle risorse che può a breve termine, nel breve percorso avere, quindi andrà a cannibalizzare, diciamo un po' così, la cellula che è un po' deficitaria, in modo che possa riciclare tutto ciò che di buono c'è in una cellula magari che deve essere eliminata, però perché ha sempre del buono nei fondi, qualsiasi componente, però non va ad affaticare l'organismo e Va bene. sicuramente oggi non va Dottoressa, siccome il collegamento non è perfettissimo, cerchiamo di vedere i diversi modelli che ci sono. Ci sono quelli da 16 ore al giorno, quelli da 2 giorni alla settimana, quelli 5-2, non ci si capisce niente. Qual è la regola? Di base è sempre meglio, come dicevo, rivolgersi a uno specialista, perché le pratiche che poco fa lei menzionava sono la 16-8, che secondo me è quella più valida perché è anche più studiata. La 16-8 prevede una finestra temporale durante la giornata di 16 ore di digiuno e 8 di alimentazione. Chiaramente anche lì deve essere bilanciata in base al sesso della persona, in base all'età, allo stile di vita, se pratica sport, e questo solo il nostro medico specialista Ma lo può quanti giorni sapere. alla settimana questa qua? Allora, questa si può praticare per un massimo di 2-3 settimane, perché sempre sotto il controllo del medico, e poi lì col medico si va a vedere se è il caso di continuarla. È la più valida perché secondo me ci sono più studi per i vantaggi e benefici che ha questo tipo di pratica, perché con la 16-8 noi andiamo a innescare l'ipoglicemia, andiamo a innescare l'insulinoresistenza e soprattutto poi in tarda età, quando si è più grandi, si può innescare il diabete mellito di secondo tipo, che è proprio una difesa del corpo nella vecchiaia. Per cui andando a innescare l'insulina resistenza grazie al digiuno, noi evitiamo di insorgere quanto più possibile, di far insorgere quanto più possibile, più tardi possibile, questo tipo di patologia che nella vecchiaia potrebbe insorgere. Anche l'infiammazione a livello artrosico. Poi c'è lo schema 5.2, 5-2, che sono 2 giorni di digiuno e 5 durante la settimana. Meglio, almeno si mangia per 5 giorni e per 2 no, mentre quell'altra è per 16 ore niente e per 8 sì. E poi 8, però così si attiva più di frequente il metabolismo e più di frequente l'organismo deve rispondere a meccanismi stressogeni. Mentre in quel modo andiamo a incorrere a lungo termine anche deficit della tiroide, perché è quella che poi a lungo termine potrebbe darci problemi. Per questo è sempre meglio essere seguiti da uno specialista, proprio per monitorare poi di volta in volta sia quello che è l'evoluzione dei benefici che possiamo avere da questo tipo di digiuno intermittente, sia anche un eventuale miglioramento. Ci sono degli studi ancora in corso che vedono che proprio a causa di questa autofagia che si innesca nell'organismo, delle cellule tumorali, siccome le cellule tumorali si sviluppano velocemente, grazie a questo affamamento non hanno la possibilità di poter accrescere e avere quella velocità esponenziale. Di certo non si può guarire, perché comunque, però si rallenta il decorso, che poi può avere un'evoluzione fatale, dipende anche dagli stadi. Chiaramente stiamo parlando di stadi oncologici ancora quando si sta piuttosto bene e non si è in uno stato avanzato. Dottoressa, volevo dire questo, so degli amici americani che loro lo fanno da molto tempo, invece loro fanno quella 24 ore consecutiva, un giorno alla settimana, non mangiano niente e poi mangiano regolarmente. Questo come la chiamo? Questa qua, eat, stop, eat, come si chiama? Sì, questo tipo di pratica fondamentalmente noi l'abbiamo già sperimentata, l'essere umano l'ha già sperimentata nell'arco della sua storia. Vogliamo vedere per esempio il Ramadan, per una pratica religiosa si ha il digiuno
per forza, per dettato nelle ore diurne dalla religione. Noi che siamo in un periodo di Quaresima, chi è cristiano cattolico, per adesso un po' meno rigorosi rispetto a prima sicuramente, però stiamo praticando un digiuno. Non mangiamo la carne durante la giornata per i fioretti, ci priviamo di qualcosa, e anche questo è un tipo di digiuno intermittente. L'uomo, per andare più lontano nella storia, l'uomo preistorico, quando si doveva allontanare per la caccia, doveva necessariamente astenersi dal cibo, perché era lontano dal villaggio. Quindi comunque questi tipi di pratiche di digiuno non sono nuove al metabolismo dell'essere umano, solo ci siamo un po' dimenticati. Si tratta di, comunque, tipo nella 16-8, di saltare per esempio solamente un pasto, decidere quale, chiaramente in base allo stile di vita si può saltare la colazione o si può saltare il pranzo, perché magari per motivi lavorativi siamo un pochino frenetici. Ecco, il 16-8 è proprio quello che diceva lei, cioè significa digiunare per 16 ore, quindi saltando la colazione o la cena e poi mangiare l'altro. Sì. Però per concludere provvisoriamente, due cose importanti che vorrei che lei sottolineasse. Uno, da una parte il controllo medico, è giusto? Secondo, ma non c'è uno non diventa debole. Se uno non mangia, non ha carburante, come fa a reggere una giornata di lavoro, di impegni, se non ha mangiato? Questo tipo di... La cosa paradossale è che con questo tipo di pratica noi andiamo a innescare la maggiore produzione del fattore che viene definito ormone della crescita, che produciamo maggiormente durante l'adolescenza, ma continuiamo a produrre durante la nostra vita adulta. Ne produciamo di meno se non viene stimolato. Con questo tipo di pratica noi aumentiamo la stimolazione e quindi andiamo anche a stimolare la produzione di massa magra, per questo viene consigliata anche agli sportivi, all'interno del muscolo, che in questo modo non si innesca il meccanismo infiammatorio dell'adiposità che poi può infiammarsi e quindi incorrere in altro tipo di cardiovascolarità differenti da quella fisiologica. Andiamo a innescare anche neoplasticità a livello neuronale con questo tipo di digiuno intermittente, perché si vanno a creare dei meccanismi nuovi per cui il cervello deve rispondere, per cui se ben controllato, per questo è importante essere seguiti da uno specialista, se ben controllato l'introito, sì, si deve essere regolato finemente dallo specialista, perché se andiamo a digiunare e poi ci abbuffiamo non abbiamo fatto nulla, dobbiamo anche vedere bene il controllo. Guai forse. Esatto. Va bene, allora ringraziamo la dottoressa Capitumino, ricordiamo che ci devono essere i medici che ci devono suggerire e seguire quando facciamo queste cose, almeno all'inizio, poi uno se vede che la cosa funziona si può anche regolare da solo. Grazie molte, buon Grazie lavoro. a lei, buona giornata. Adesso è il momento del nostro almanacco. Le pentole sporche sono un incubo? Provate questo trucco naturale. Riempitele con acqua tiepida, sale grosso e limone. Lasciatele riposare per mezz'ora e poi lavatele come al solito. Le pentole saranno pulite e splendenti. Cantare sotto la doccia è un'abitudine che fa bene al corpo e alla mente. Perché? Perché il bagno ha un'acustica perfetta che fa risaltare la nostra voce rendendola più forte e profonda. E perché il rumore dell'acqua ci fa sentire più liberi e sicuri di esprimerci. La scienza lo conferma. Cantare stimola il cervello a produrre dopamina, l'ormone della felicità. E in solo 3 minuti abbassa lo stress, regola la pressione, il respiro e il cuore. I vostri familiari non potranno più lamentarsi. Cantare sotto la doccia è una terapia naturale. Oggi vi parliamo di una espressione latina che è diventata un modo di dire. Pecunia non olet, che significa il denaro non ha odore. Chi l'ha detto per la prima volta? È stato l'imperatore Vespasiano. Questo perché aveva messo una tassa bizzarra sull'urina raccolta nei bagni pubblici, che serviva poi per conciare le pelli e tingere i tessuti. Suo figlio Tito gli fece notare che era una tassa insolita, ma lui gli rispose pecunia non olet. Voleva dire che non importava da dove venisse il denaro, purché entrasse nelle casse dello Stato, che erano state svuotate da Nerone. La frase è ancora usata oggi per dire che il valore del denaro non dipende dalla sua origine e il nome Vespasiano per indicare il VC deriva proprio da questa storia.
Benissimo. Allora adesso è il momento di dare un'occhiata alle stelle con il nostro Marco Amato, eccolo qui. Buongiorno. Buongiorno, buon caffè. Ma questa tazzina non mi è nuova, Vabbè, comunque. Cambia qualcosa, ma lo stile è quello. Lo stile è quello, ci siamo capiti, vabbè. Allora, buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Chi metto oggi sotto i riflettori delle stelle? Ebbene, mi ha molto incuriosito il signor Andrea Iannone, che dopo anni che era stato estromesso dalle corse, realizza un meraviglioso terzo posto sul podio assieme ad altri due italiani, quindi un podio motociclistico assolutamente tutto italiano. Mi è molto incuriosito la sua vicenda personale proprio perché è ex di Belen e attualmente sta con un volto notissimo della musica italiana, una bellissima ragazza che si chiama Elodie, e proprio lei ha fatto una dedica molto bella per questa vittoria, dichiarando proprio un grande amore per il suo compagno, e ha fatto un po' sognare i social. E beh, allora Elodie Toro bilancia Belen, entrambi segni di Venere, entrambe bellissime. E beh, il signor Iannone è leone, fa pure rima, Iannone leone. E beh, Sua Maestà, come vedete, si circonda di splendide lune. Vedete, parlare del segno del leone è sempre un piacere per me, proprio perché il leone rappresenta il cuore, il sole. Dico sempre che tutte le stelle sono, tutti i soli sono delle stelle, ma non tutte le stelle sono soli, ovvero il Sole è semplicemente una stella che ha deciso di fare gravitare intorno a sé un ritmo planetario di cui ha piena responsabilità. Il Sole per sua natura è padre. Ecco, questa analogia zodiacale che mi piaceva anche per rimuovere un po' la banalità del fatto che Iannone ha avuto due bellissime storie d'amore con due altrettante stupende donne, ecco, deriva proprio dal fatto di quanto è capace di fare satellitare intorno a sé con un volli fortissimamente volli l'energia più bella di quella che lo zodiaco prevede, ovvero quella del Sole, la luce. Del resto Venere, proprio il pianeta dell'amore, è il pianeta della luce. Venere è vespertina e Lucifero, ovvero è la prima stella della sera e l'ultima a tramontare il mattino. Sole e Venere annunciano la luce, e la luce è sempre la forma d'amore più bella di tutto l'universo. Allora, oggi Luna in Bilancia e Marte in quadratura perfetta dall'Acquario a Giove in Toro. Questo significa che mentre nello zodiaco la Luna tenderà ai segni cardinali, quindi Ariete, Cancro e Capricorno, di metterli un po' più in equilibrio e di creare degli accordi un pochino più validi, Marte e Giove insisteranno sui segni d'aria, di cui il più bravo sarà l'Acquario nell'ottenere questo, proprio perché Marte è un pochino più saggio nella sede acquariana e vuole tentare di dare una regola ad uno smodato e oralista Giove in Toro. Quindi i fissi, che sono Leone, Acquario, Scorpione e Toro, avranno un'esigenza di ridimensionare tutta una serie di smodatezze e di dare delle regole a quello che sembra invece eccessivo. Terminiamo coi mobili, quindi Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario, che invece in questo bailam zodiacale per il Sagittario sì una bella notizia da Venere, ma tutti i movimenti planetari di Marte e di Giove sembrano un po' più dare contro ai Gemelli e un po' alla Vergine, che deve sempre un po' ritrovare se stessa. Il carico astrale invece in Pesci dona ai Pesci tutta una serie di mezzi di trasformazione che dovrà utilizzare benissimo. E quindi, detto questo, ragazzi, vi auguro una splendida giornata. Grazie Marco, anche a te naturalmente. E adesso Angelo, diamo un'occhiata ancora ai giornali? Sì, intelligenza artificiale, perché c'è una querela adesso tra l'Italia e in qualche modo la Francia, perché Microsoft entra nella francese Mistral e c'è l'irritazione della Meloni, della Casa Bianca, la Premier. Perché tu sì e noi no. Esattamente, vorrà Biden in caso dell'iniziativa di Parigi sull'intelligenza
artificiale. E poi tra l'altro Macron, che non è andato al G7 presieduto dalla nostra Meloni l'altro giorno quando c'era Zelensky. Con i cugini francesi non va sempre bene. Andiamo indietro nel tempo, il 27 febbraio del 380, data cruciale per la storia del cristianesimo. Gli imperatori romani Teodosio, Graziano e Valentiniano emanano l'editto di Tessalonica, grazie al quale il cristianesimo diventa la religione ufficiale dell'impero, e poi lì cominciano tutta la storia del cristianesimo diffusa nel mondo. Appena qualche secolo dopo, siamo il 27 febbraio ma del 1932, nasce una delle star più famose e amate di Hollywood, Liz Taylor, scomparsa nel 2011 con i suoi occhi viola. Ha rappresentato un'icona di fascino, sensualità, senza tempo, protagonista di film memorabili come Cleopatra e la gatta sul tetto che scotta. Cambiamo argomento, parliamo di politica. Il 27 febbraio del 1900 viene fondato a Londra il Partito Laburista, il principale partito di sinistra britannico, nato per rappresentare gli interessi della classe operaia, figlia della rivoluzione industriale. Passiamo alla scienza, andiamo al 27 febbraio del 1936. Quando muore a Leningrado Ivan Pavlov, il premio Nobel per la medicina. Il suo nome è legato alla scoperta del riflesso condizionato, un meccanismo che fa reagire il nostro corpo in modo automatico a certi stimoli. Pavlov scopre questo fenomeno studiando i suoi cani e conigli 1 che avevano imparato ad associare il suono del campanello al cibo. Suonava ping e questi andavano a mangiare. Passiamo ora al 27 febbraio del 98, quando la regina Elisabetta approva una riforma storica che cambia le regole della successione al trono. Fino ad allora, infatti, il primogenito maschio aveva la precedenza su tutte le sorelle, anche se erano nate prima di lui. Questo non va bene. Riforma, si stabilisce che il primo nato, a prescindere dal sesso, eredita la corona, e di qui anche le regine. Cambiamo scenario, andiamo in Italia. 27 febbraio del 2003 si sono svolti i funerali solenni di Alberto Sordi, uno dei più grandi attori e registi italiani. Per la sua grandezza si è deciso di celebrare i funerali nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, la sua città natale. E ora siamo allo sport, andiamo al 27 febbraio del 2010, quando l'Italia vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Vancouver. Il protagonista di questa impresa è lo sciatore azzurro Giuliano Razzoli, che trionfa nello slalom speciale. Con questo risultato il titolo torna in Italia dopo 22 anni, l'ultimo ad aggiudicarselo era stato Alberto Tomba. E infine parliamo di musica. Il 27 febbraio, l'avete riconosciuta, no? Nel 93 la Pausini trionfa al Festival di Sanremo con la canzone La solitudine. La cantante romagnola, allora ventenne, conquista il pubblico, la giuria, e questa storia d'amore racconta un amore lontano, una solitudine difficile da sopportare, ma soprattutto lancia la carriera internazionale di Laura Pausini, che è una star globale. Noi vi lasciamo con La solitudine, vi diamo appuntamento a domani, vi raccomandiamo, se fate il digiuno intermittente, andateci cauti perché soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola no, non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare si affollano su te, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego io, aspettami tu, perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine.